Doveva essere uno degli ultimi weekend dell'estate all'insegna del divertimento da godersi in libertà prima di riprendere le lezioni sui banchi di scuola. Invece, per una quindicenne padovana, la serata, che doveva trascorrere ballando con un'amica, si è trasformata nel peggiore degli incubi. Sono stata violentata. Questo è il racconto che la giovane, una volta tornata a casa, ha fatto ai genitori. Parole che poi ha ripetuto davanti ai carabinieri di Campo San Piero che hanno raccolto la sua denuncia. La quindicenne, lo scorso weekend, si trovava in un noto locale della Castellana. Qui avrebbe incontrato un ventenne, anch'egli padovano, che conosceva solo di vista. Due chiacchiere al bar, poi, racconta la vittima, il ragazzo l'avrebbe convinta ad appartarsi in una zona dove nessuno poteva vederli, mentre un altro giovane intratteneva l'amica. Una volta rimasti soli, il ventenne avrebbe quindi tentato un primo approccio esplicito con la minorenne. Al suo rifiuto è scattata l'aggressione sessuale. La quindicenne sotto shock si è confidata subito con mamma e papà una volta rientrata a casa e assieme ai genitori ha sporto denuncia ai carabinieri davanti ai quali è confermato la versione dei fatti. Un episodio gravissimo, se dovesse essere confermato, sul quale ora sta indagando anche la procura di Treviso.